io lo conosco da tantissimi anni ed è sempre uguale, non cambia mai. Strappa sempre le risate al suo pubblico, lui è genuino, allo stesso tempo verace e carnale e vi farà veramente, lo dico, scompisciare dalle risate. Lui, oltre allo speaker radiofonico, oltre ad essere showman, oltre ad essere veramente un bravo intrattenitore, oltre ad essere un bravo cabarettista, è unico, veramente, è unico e io gli voglio tanto tanto bene. Quindi è arrivato il momento di presentarlo e qui con voi a San Felice a Cancello, in piazza, lo spettacolo di Antonio Manganiello. Signore e signori, attenzione! Alzate le mani al cielo e battetele! Battetele sempre più forte! Più forte! Più forte! Da Radio Kiss Kiss Napoli, dal programma Il Pipistrello. Arriva Antonio Manganiello. Grande Ira piccolo, voglio buonasera a tutti quanti e quando non si mai sanno in mano perché qua fanno sai e qua fanno scena. Non senta nessuno, fammi sentire un po' che più. Sono nati 9 luglio dell'anno 71 e a 6 anni tu sai zero numero 1. Ero prima la classe a raccontare barzellette e a 10 anni lo sai già tenevo baffette. A mio nonno chiamavano Antonia e Giangona, mi ricordo che cantava sempre una canzone. Oggi che sono artista mi chiamano Mangani e la canzone cantata oggi tocca a me. E gli aspetti tutto quanto in mano, scordiamoci i problemi della settimana. Come ne sai e come ne scena, come scambiamo ogni tanto bene. Vai alla camera da compagna, non da fa mai con chi la casa lagna. A vita è una facciata e fanesta e tutti i giorni vista da festa. Sacrificio già fatta, arriva fino a casa e migliaia di persone faccia variare. Insieme a Luca Seba a Napoli si merre e sempre male voglio e tutte male lingua non venga a vedere. Dio tutti e gli aspetti ma tutto quanto in mano, scordiamoci i problemi della settimana. Come ne sai e come ne scena, come scambiamo ogni tanto bene. Vai alla camera da compagna, non da fa mai con chi la casa lagna. La vita è una facciata e fanesta e tutti i giorni vista da festa. Basta così, lasciano poca musica e fammi parlare con San Felice a Cancello da Antonio Manganiello. Vedi, fa pure rima. Facciamoci un applauso a tutti quanti, che bello! Un apparente segno di normalità. Voglio mettermi la mascherina, ma raccomando tutti quanti me levo la giacchetta perché fanno caspa di cava, quindi ci fatta la figura che la giacchetta a culo, ma ce la possiamo togliere. Allora voglio, vi faccio subito la domanda: quanti di voi ascoltano Radio Kiss Kiss Napoli al mio 3? No, un urlo voglio sentire, 1, 2, 3, urlo! La lasciate in mano, facciamo un altro sondaggio. Quanti uomini sposati ci sono qui stasera al mio 3? Alziamo la mano, solo gli uomini sposati, 1, 2, 3. Nessuno. No, chi non è che non ha la mano? Tengono talmente a guarda che stanno sposati che non ha proprio che ce la fanno. Facciamo un'altra domanda. Al mio 3 tutti gli uomini sposati che comandano a casa, alzate la mano, 1, 2, 3. Nessuno. Quando ti sposi chi comanda? Ah, femmina, brava, la rittessi in prima fila. Io ieri ho fatto la stessa cosa, ho detto al mio 3 tutti gli uomini sposati che non comandano a casa saranno spostati tutto quanto a destra.
quelli che comandano devono stare fermi al centro. Ha puntato fino a 3 per arrivare i pecore, tutto quanto a destra. Uno solo è rimasto al centro, uno. Complimenti, lei è un supereroe. E perché? E lei è l'unico uomo sposato che comanda a casa. Ha detto, ma quando mai? E perché ti ha spostato a destra? E poi mi spostato a destra e ci chiedo permesso a moglie. Stiamo guaiando. Che poi quando ti sposi cambia tutto. Prima del matrimonio mia moglie, amore, tesoro, gioia, sia vita misio corumi. Troppo matrimonio, ma legni strunzi. L'unica volta che può parlare con me quando ne servono i sordi, vero o no? Che quando torna a casa la sera dopo una giornata di lavoro, a busto campanile della casa mia, o là dalla moglie, mi accoglie sempre con le stesse parole, e cioè pulizia di piede che oggi l'hanno per te. Ieri sera sono tornato poco prima a casa città e creature arrostate, i nostri figli, e creature stanno a tua mamma, perché se i bambini stanno dalla mamma, sa te c'è pure così, stanno a tua mamma, se stanno da mia mamma, stanno a tua mamma, tu perché? Dice, perché io e te sono 15 anni che non facciamo zamma, non ti aspettare in là, lo voglio fare strano. Che significa strano? Dice, mi metti a sotto e tu ti metti la coppa. Oh, vero, perché ha cantato lì a Castello, no? 2 settimane fa, amore, che c'è? Vogliamo cambiare posizione? O cambiare posizione? Vieni andare a cucina alle piatti. E mi metto un po' di vanno a guardare la televisione. Che poi quando ti sposi la casa di chi è? E l'uomo a ferma, vedi come dici con tutto lo stegno. Se tu vai a casa tua e ti metti poco un coppo di pane alla casa tua, passa moglie troppo 3 secondi, ti guardo quasi schifato e fate già dice la verità, coppa su divano pare un frasciata. Tu ti levi la coppa di pane, te ne vai in sta selietta e metti coppa lietta, sarà la porta della sta selietta, moglie ti guarda quasi schifata e fa te già dice la verità, coppa subito fai quasi impressione, ma pare un morta. Tu ti levi la coppa lietta, ti fai 100 istanze da 6 secondi, te ne vai in cucina, che c'è sta da cucina? Un frigorifero, se ripeto un frigorifero, sei così, manco tempo per guardare, sento un calore a rete a capo e moglie di carciata, che ti dice, che cazzo fa dal suo frigorifero? Ma ci fai una pisciata del tuo congelatore, ma che cazzo si fa dal frigorifero? O mi sei qua sono messa a uso, perché acqua fresca, no? Se poi tenti di andare in bagno è finita, perché se non mi in bagno poi siete una persona di grande esperienza e ho sapete già, sì, se non mi in bagno ti do bagno per scerilla, che non lei un metro per un metro, non sto mangiando pomicio, pocana, lettiera, parrechino, di che sa, se arriva un bagno rosso, moglie da tenere collegata alla di frutta satellitare voces. Come sarà la porta del bagno, non mi riesce che ha pisciato, porto fino a casa. Araccia fa sotto i ponti, araccia mi sfogo tra poco, ma adesso alziamo le mani perché io, insieme a Tony Colombo, perché Tony Colombo faceva la canzone a soli, no? Ti aspetto all'altare, e noi ci abbiamo fatto la parodia, ti aspetto all'altare, bis. Allora mi sentì, hai sempre in mano tutto quanto, mi raccomando la mascherina, metti il cielo ogni tanto, anzi sempre, stasera, non ci facciamo parlare ancora, sempre a cancella, hai sempre in mano, quando Tony Manganè, ti aspetto all'altare, bis. Vai che mano, voglio. Frata mamma organizzata, l'addio al celibato. Te voglio fare
la mia band che suona su 3-4 barbone. Vada da Lucca incazzata, fermata tutta cosa, e poi arriva una 13 rosa e 27 euro mai spese per te. Amo ti aspetto all'altare, o sai non tengo renare, ti voglio sposare, ce li facciamo prestare, e piano piano poi cosa si vanno a parare, io e te vicino all'altare, un grande agnello pezzotto ci fa sparagnare, se Tony viene a cantare, forse per nozze d'azienda riesco a parlare. 1000 telefoni accesi, cullati di canzone per non senti a me, mentre firma la tua posta data, cade riga a te. E questo è il pezzo di Tony Colombo all'interno della sua parodia. Tutte le mani destra-sinistra, vai! Non ci credeva nessuno, eppure siete riusciti a ci fare venire. Hai sempre male tutto quanto chi ne hai in mano? Trascorre un'estate di merda che tu merda che se non si può. Oh sì, 1000 telefoni accesi, ma ci sta una cosa da vita sapere, quando passa che sto matrimonio scordate di me. stop! Tutte le parodie le trovate su YouTube, grazie. E tutte le mattine vi aspetto su Radio Kiss Kiss Napoli dalle 7. Allora, io già sapevo una cosa, vedo un sacco di bambini, però io dovete sapere che sto portando avanti, sentitemi pure, la tradizione che non c'è più. Io faccio un sacco di matrimoni, no? Quando chiedo agli sposi, ma se arrivano figli, maschio o femmina, come voi chiamate, difficilmente mi dicono con nome o non, giusto? Perché qualche anno fa, quando nasceva una creatura, si metteva nome o non, no signor, anni fa. Questa era la famosa supponda, giusto? Quindi le creature una volta, come si chiamavano le creature una volta? Pasquale, Michele, Gennaro, Nicola, Teresa, Maria, e creature oggi come si chiama? Chanel, Chantal, Charlotte, Noemi, Naomi, Jessica, Deborah, Denise, che si scrive Denise, si legge Denise, ma non come la chiama che la povera creatura per tutta la vita so, Denisa, perché è femmina. Poi c'è un'altra usanza, quella di abbreviare i nomi. Io vedo un sacco di giovani, quindi lo sapete sicuro come si fa. Si mi chiama Alessandro, voi a me come mi chiamerete? Ale, vedi? Si mi chiama Maria? Mary. Si mi chiama Giovanni? Gio è napoletano, Giovi è italiano. No, si mi chiama Teresa? Terry. Si mi chiama Cesare? Cessi. Scusate, siamo a fare tutto uguale, no? Che poi i bambini di oggi sono molto precoci. Io tengo a mio figlio, si chiama Pietro, o nome papà, ci mancasse pure. Tiene 10 anni Pietro. La settimana passata mi mettete in difficoltà. Si mette all'irta in coppa a secci. Papi, ti posso fare una domanda? E fammi la domanda. C'era anche mio suocero presente? Ma quando tu e mamma siete andati a fare il viaggio di nozze, io dove ero? Come cazzo tu dica, papà? Non lo so, pizzi e mangiare state sì. Sai se mio suocero. Tu si non mi merda, capito? Perché se si un padre vera a sua creatura, la risposta ci avrà. Te la inventi. Vuoi giù? Hai dato una risposta a mio figlio, che a mio suocero mi ha fatto un applauso per mezz'ora. Bella papà, vuoi sapere dove eri quando papà e mamma sono andati a fare il viaggio di nozze? Allora guardami buono e sentimi buono. Diciamo che all'andata stiamo con papà. Io ritorno stiamo con mamma. La donna dice, papà, ma quanto costa sposarsi? Dice, bella papà, non lo so perché papà stava avanti ancora. Papà, ma perché l'hai sposata a mamma? Tu stai chiedendo pure tu, bella papà, Ma la domanda più imbarazzante, mio figlio me l'ha fatta mentre lo accompagnavo a calcetto. Tu dici che ci sei strano, che mio figlio vede sul marciapiede dal finestrino della mia macchina 2 cani che si accoppiano.
papà che fanno quei cani? Non sa, ci dalla. Lo dica al nonno, non mi sei risposto, tu qua nonno, frena a mano. E quattro frecce appicciate per mezzo, ma ci inventate una tragedia, ma la risposta ce l'ha già. Lo sapete che fanno i velicani? Beh, ho visto cane che sta a rete. Sì, o cane che sta a rete per la papà era una brutta malattia. Si appoggia le zampe a terra, muore. Allora un cane che sta innanzi che è l'amico del cuore, la pianta in coppia in spalla, papà, no? Io sto accompagnando a casa per piano piano, io. Mio figlio mi guarda e fa, papà, ma allora io vedo che nella vita quando tu fai un bene, ci devo mettere in culo. Facciamo un applauso alle creature, no a me, guarda, che sono la nostra energia, la nostra speranza. Poi diciamo che i bambini di oggi sono diversi dai bambini di una volta, pure perché sanno parlare bene italiano, no? Le creature oggi, i genitori imparano a parlare italiano. Noi bambini di una volta, e quando parlavo italiano, io papà non sapevo manco napolitano, un po'. Eravamo pure volgari. Facciamo un esempio. Sarà un pochettino pesante, Io tenevo 5-6 anni. Papà, mi fa male la panza. Papà 3 parole. Fanno un pirata e ti fa sotto cosa. Che è volgarissima come cosa, ma è la cosa naturale. Però poi proprio un nome pirata che è volgare, no? Sono passati alcuni anni o pirata è diventato pirata. Poi è diventata la puzzetta, la scorreggia, la scorreggina, il peto. Sapete oggi come si chiama? Alof, io che è Alof. Non ho sentito Alof, allora, da questo discorso di merda ormai ci siamo dentro, quindi rettifichiamo. Dice Siloffa quella cosa silenziosa e puzzolente che se la fai proprio tu nell'ascensore, sei tu che scendi dall'ascensore e dici vicino a chi là di là, stanno cazzi e figli attaccati di casa mo. Invece la scorreggia oggi si chiama il soldino. Soldino, ma sapete com'è bello Soldino rispetto alla puzzetta e rispetto a pirata? Sapete come lo so? È vita vissuta, ero nel treno direzione Roma, ad un certo punto sai una mamma con una creatura dopo 5 minuti di viaggio in due vagoni, mamma ho fatto un soldino, la di 5 minuti, mamma secondo soldino, la di 10 minuti, mamma terzo soldino, ma che cazzo te su creatura da sta panza? Con tutti quelli soldini mi mette una moppa di panza pure a me. E se la coscia a sinistra non lancia uno sulla dito per Chernobyl. Sai sa mamma, è bella suelta non si vergogna? E c'è signor scusate, mi potessimo cagnare su 50 euro. Lasciamo un applauso ancora a Sabrina Cacciello, vai! Ma mettere una mano, voglio, hai sempre in mano tutto quanto, non è una rapina perché dobbiamo fare il coro con Bailando, noi facemmo Armando, che ha avuto un successo strepitoso, però mi ha fatto quanto, fammi sentire, e non mi senti, bravissimi, ma raccomando partecipiamo tutti quanti, saluto anche Enzo De Luca, Enzo De Luca, se fa quasi fotografisti selfie, ma raccomando il coro, attenzione, mosce ne chiama, finalmente c'è capito tutta la situazione, sì, come lega fra la mano non c'è riccioso, riccio come sessuale, sono contento se felice a me ma non importa, già c'è vita sulla mente Armando è stata, facciamo per il voglio, Armando, ma sembra girata ma senza mutanda non può combinare, Armando, sta buona sostanza si trova a cacciare in come uguale, sempre il sacrificio divina e poi pazza per badina,
dimensioni, parla sempre di dimensioni. Vai, adesso tutte io la maglia muove di stoma, ovunque che non si può. Guarda tutto il mese contro me mi chiamo vizio. Moscia manca solamente canta buon felicizio. Prima io poi voi, Armando, ma sempre girando ma senza mutanda da poco sempre di stemina e poi mazza per bambina come ancora non bisogno con un ciuffa alla mangiogna ma non mangia la disegni con la perché come ma non è nulla vita proprio scuola stai battendo un suono perché voglio e voglio stare unito con Federico e poi Enrico una amica e una d'ancora e una d'ancora vi voglio stare uscito un Casimiro un bell'unito ma chi è vive una d'ancora e una d'ancora. Faccio fare una domanda, ma quanti di voi ascoltano gli scherzi di Mastaniello alla radio con Antonio Manganiello? Fammi vedere un po', vogliamo proprio qualche scherzeracca direttamente? Sicuro? Allora mi presente prima Mastaniello è un provocatori che tenta di scaricare il cemento, per chi non lo sapesse ormai da anni, proviamo a fare telefonate che sta uscendo Mastaniello, vedete come bello. E allora prima di tutto però, piano prima lo presentiamo Enzo, lo presentiamo a Mastaniello, perché Mastaniello da quando è nato vuole fare il muratore, quello che volevo, e allora vai, siete casini, e vai, faccio provocatore, ed è quello che volevo, mi chiama Mastaniello e storia la cartarella, o saccia che il fumo più è una ciminera, ma comandami soltanto il maquiniera, faccio provocatore ed è quello che volevo, e non c'è gara quando è fatica caro chiara, sono un marone pure a portare la carriola, e tutto il mondo quando io secca e ricciola, lascia voluto mai a scuola, a penna mia stai a mazzola, e poi cacciai brutto pensiero, ma metta a si scappo fucantiera. Guarda, o scherzo come volete, pulito o sporco? Allora al mio 3, ci faccio un sondaggio, al mio 3 quelli che vogliono che io chiamo persone che in genere non dicono parolacce, non le dicono, un urlo, 1, 2, 3, cioè sull'H. Al mio 3 quelli che vogliono che io chiamo gente che in genere una parolella la dice, 1, 2, 3. E allora vai Jenny, vai, vediamo un attimo, vai Jenny. Vai Jenny! Io sono Mastani, vaga fatica, una bella vero, mangia fatta già, coppa sfuganti, e che frigo fa, ai se sti sacchetti, e mi scarpa già, piglia questa cosa, e ammastalo, e che sta molazza, non va mai mo, si non tiene c'è, arra tirato, e si do la vita, proviamo a fare una telefonata, aiuto. Se chi si risponde, quando dico 1, 2 e 3, voi dicete accidata, proviamo come faccio alla radio, 1, 2, 3, no, più calzato, 1, 2, 3, pensate che rimanete a faticare, 1, 2, 3, dici magari non c'è male. Allora, possiamo procedere con gli scherzi? Allora, dammo un numero, dammo telefono, va, siamo pronto? Salutiamo anche il service che sta facendo i salti mortali per fare uno scherzo a Cancò. Vediamo un po', il filo arriva più o meno altissimo livello. Vai, eccoci qua. Allora, vai giù, silenzio, vediamo un po' se ci risponde qualcuno. Sono numeri che dovrebbero essere sicuri, Enzo, col tuo permesso. Non ti preoccupare, vai, vediamo. Siamo in piazza, vai giù, permettete, no? Prima che succede. Attenzione, vediamo. Si sente pure, vai. Sentite? Ci chiamate una bella vecchiarella che la chiama
sera, vediamo se ci risponde. Pronto, buonasera. Buonasera, Come va? tutto a posto, chi è? Sono Mastanello, signor Fravogatore, ma ci chiamate pure ieri, vi ricordate? La che mi chiama pure a che tu? Perché qual è il problema? Si vede che sono faticato una Ma tu cosa. mi chiami a qualsiasi ora, qualsiasi giorno, Signor, a sera, a mattina. io volevo riuscire, per 34 sacchetti di cemento, l'avete ordinate voi, sì o no? Questi strumenti, ragazzi, che si sa che? Ma avete ordinato voi o no? Cazzo, tu che non ti ho ordinato niente. Ma manca un salute. Ma tu parli proprio cazzo, te staccati hanno passato 3 ore, la sa? Ehi, signor, io sto con viva voce qua, non dici troppe parole, perché casa per Ma te che c'è... cazzo me ne importa a me? Ma tu un po' sì, dammi giù. Scusate signore, un attimo solo, perché io sto faticando e sto ancora dall'azienda qua, ma spezzacorne a vostra. Se andare all'azienda me lo può cazzo a me. Signor, cassa pure una bruciachiattile, a vostra. Aspetta, corne, mamma, le corne, tutta la razza non mi viene, capito? A posto, allora, signor, scusatemi, ma manco da uno è ordinato voi, scusate. Questo fighetto, crura usa, che un'altra cosa usa, Signor, Ma scusate. tu sa che la Io lo so, signor. tutti quanti, da tu da uno, ma non va a Signor. Signor, io non sto solo in casa, stanno sa che c'è, volete sentire? Volete sentire quanti ce Ma ne chi stanno? è sta gente? Chi sono? Sono 5-6. No, guarda, sono 5-6 loro, ma mi faccio sentire, voglio mi raccomando. 1, 2, 3. Aspettate, signor, sentite, sì, sentite. 1, 2, 3. Ma chi sono questi fighetti? Ma tutti quanti? Signor, no, io sto a un paese, stiamo, diciamo, festeggiando, avete capito? Ma che stai festeggiando? Stiamo festeggiando, diciamo, stiamo facendo una cena, ecco, una cena, tutti insieme. Sant'Anna, Sant'Anna, signor. Sant'Anna, non sa che cosa sta andando io. Ma posso portare 5-6 cannoli, Sant'Anna? Vi Caricco? posso portare qualche cannolo, diciamo, di Sant'Anna, che fanno i cannoli, sono come. No, già mangiate, grazie, non posso niente, perché io non conosco, non voglio Scusa, niente. avete mangiato cannolo stasera? Ma io devo dire l'ennesima volta, ma non quello che gli dà. Ma da Tenzo De Luca? Ma da Tenzo, lo conosci? E tu sei un curruto proprio, tu sei un ricchione, ti tiene tutto completo. Allora, signor, parlami cosa sei? Tengo da 1 a 100 euro, che da fa? O tengo più pochi che Amazon, o volete o no? Che mora? O da 1 a 100 euro, mettiamo sotto lì, quando è un momento cacciato? O da 1, mi sentite? A morte, pronto? Ci ho parlato da 1, morta la signora, Eusius. Ci sei? No, vabbè. Insomma, ora che la tuo numero, dire che la tuo numero. O numero che era ieri, là. Per un attimo, aspetta. Va, fa un numero che era ieri, che si pure per... Ah, ma ci manate? No, non fa niente, va. Io possiamo esagerare un pochettino? Vediamo un pochettino, abbiamo scoperto un signore ieri su un matrimonio. Sono numeri reali, come facciamo alla radio, non è che sono numeri pilotati, consultati, eccetera, eccetera, sia ben chiaro. Allora, aspetta, poverino, si ungarramo, chissà Luca, ma ci risponde a quest'ora, sta dormendo, vediamo. Voglio mi raccomando, silenzio e parop si risponde a Cirte, perfetto? Vediamo se risponde. Esagerate chi? Prima, attenzione. Oggi, ma io si risponde chi sei micidiale, come si chiama? Pascale, poi, ecco. Pronto? Pronto, signor Pasquale? Pronto? Signor Pasquale? Pronto? Ehi, ma sì! Ma chi è? Ma com'è chi è? Sono io, Chi è? o Fravogatore. O provocatore? Perché? Ehi. Chi è di lui? A chi ha detto lui? La buia va che trovi. Ma a brucia... no, perché c'è scarica a bruciagliattillo rimane a mattina, a vostra. E che? A bruciagliattillo. Ma siete poco, ma vedi che hai sbagliato? Ma perché ingagati? Sei imbriaco? Che stai facendo? Sono ubriaco, ma vedi che chiedi a me. Ehi, ma manca spezzacorne la tu, c'è ordinato moglie da spezzacorne. A spezzacorne, vedi che a spezzacorne è mia moglie, voi solito. Ah, ok, allora troppo ce lo dico. Scusa, ma manca un una pecora la tu, no? Ma siete poco, ma tu a chi hai chiamato? Ma scusa, ma non è casa esposito? No, non faccio la risposta. E che cazzo risponde a fare lui? E tu stai parlando, ma chi stai cercando?
capito, ma io sto qua sopra dai nuovo tempo con te. Ma tu mi chiami a me, non sai? Ma perché non devo aprire in casa? O Britain Gun. Ma non devo aprire in casa, tu chiami la ragazza di persone senza sapere Calma da ma che sei pazzo? Allora, Ma che stai chiamando? ma sei nervoso perché moglie ti ha asciutto con Ira e tu sei a casa, fammi capire. Ma che è che è asciutto quel solito? No, moglie ti ha asciutto con Ira e tu sei a casa, giusto? Ma no, mi ha asciutto quel solito, mi ha asciutto con me, poi... Senti una cosa, allora prima ci apparà, Ma fammi capire, ma voglio capire una cosa, ma tu a chi hai chiamato? Allora, aspetta, ma a bruciata Tarzanilla l'ha ordinato tu? Hai pigliato pallavolo, dici? Ma chi se Ti ha ordinato pallavolo, ma chi lo fa? Fammi capire poco. Chi se ti serve a te? Perché sai che ti è cresciuta la terza palla, giusto? Dai, c'è da cantare col microfono. No, un altro secondo, aspetta. Senti, togli Sentiamela poco. Allora, sentiamela poco a me, il suo festeggiare che non mia moglie. Ah, ma saluta la moglie, mi raccomando. Tu mi saluti pure a solo, dai. Che tutti con una moglie da San Domenico accanto al Calpanino, giusto? La moglie mi sa fa col solo perché mi porta a solo da cosa. Ma ti faccio salutare i compagni miei, aspetta mo. 1, 2, 3. Ma che... Ricoverano con cartarello! Provate a ricoverare! Chi si asciuga i cose! Ma non ti faccio fare un applauso! Hanno mai fatto l'applauso migliaia di persone? Hanno mai fatto l'applauso? No, fammi una bella Applauso all'amico qua, applauso! Ma senti, ho dato la pure in casa! Arrivederci! Sante puccia! Date buona! Ma mi sono anonimo, cavolo! Sei bellissimo. Allora, voglio, ci siamo divertiti che scherzi, però mi da fare un piacere. Ogni volta che dico ma magno Rita, voi avete fatto quanto? Proviamo? Ma magno Rita. Ah, signora non si è fatto pure, ma tutto il saprisse no, se fanno i cazzo loro no, vogliamo fare tutto qua. Ma magno Rita. Bene, ogni volta che mi magno Rita mi fa. Perfetto, musica, mani su. Dall'amor di vita arriva Mamagno Rita, voglio mai. Sono Campaniello, arrivo bustina, ma che sarà? Non mette la luce con l'acqua o telefono già va. Guaglio, tutte cose prese sempre con la me. Guaglio, anche sacche più pulite non vide. Tengo una siesta che non cammina, mi sto arrangiando come Dorina. Gianluca Vacchi, tu non fai barca e con un buca sotto sta scarpa. Ma magnorita, ma magnorita, e tu a balla. Ma magnorita, e tu a balla. Stai sempre in costume con quella che balla vicino a te. E io sento un bar, sambuca e cinarra e a buon caffè. Guaglio, tutte cose prese sempre con la me. Guaglio, anche sacche più pulite non vide. Tengo una fiesta che non cammina, mi sto arrangiando come Dorina. Gianluca Vacchi, tu non fai barca e con un buca sopra sta scarpa. Ma magnorita, e tu a balla. Ma magnorita, e tu a balla. Ma io sto facendo uno spettacolo a so che tempo, ma non ci ho controllato la cosa più importante per un artista che sale sul palco e sapete qual è? No, la cenera da sta sempre ai salti. No, per una stronzata mi fai figure in merda, Ieri sera durante uno spettacolo di piazza mi asciutta la cenera pasciata. Una signora in prima fila subito, giovanotto, la bottega aperta. E dice, signore, prima che chiuda la bottega, serve qualcosa.
La stessa signora l'ha schiappata mentre venivo qua parlando con rispetto, era sull'autogrill, mi scappava la pipì, per fare presto vado nel bagno delle donne. Ha chiappato la stessa signora che fa il giovino, chi sei perfetto? Signor pure chi sei perfetto? E la signora ti metti scuro, non è perché? Tu hai fatto una panza esagerata, voglio. La panza ci fatta veramente, però ci devi cazzosi. Poi mia moglie trova sempre le parole giuste per giustificare la mia pancia. Ha detto moglie, ma amore, non ti preoccupare che hai fatto la pancia, tu hai fatto un'opera di bene. Era tenutetta e non disoccupata. Perché quando ti sposi fai la panza, c'è niente da fare. E c'è una differenza. L'uomo non sposato torna a casa a notte, va in cucina, arriva a portare un frigorifero, vede che le catene si va a cuccare. E l'uomo sposato che torna a casa a notte, va a stanzierita, è solo in solo, vede che le catene e si va mangiando un frigorifero. Che poi il frigorifero è sempre vuoto per questa crisi economica. Moglie mi ha tenuto coraggio e dice, ma chissà non mi porto un mare. Ma tu qua mare questa crisi? No, perché ho visto un costume da bagno su Amazon in offerta 170 euro. Un costume poteva fare un bagno di 170 euro. Vabbè, ma chi non mi fa un culo bene? A te, a me mi fa un culo tanto. E mo, ultimo giro, voglio sapere un pochettino, quanti tifosi del Napoli ci sono qui? E allora vi saluto con la mia versione di Un giorno all'improvviso e poi arriverà il grande Alessio in concerto per tutti voi, ma nel frattempo si siete napolitana, alzate in mano, vai! Sempre, Vai sa, forza, Napoli! Un giorno all'improvviso mi innamorai di te, il cuore mi batteva, non chiedermi perché, di tempo ne è passato e siamo ancora qua, se non salti sei juventino! oggi come allora, No, perché faccio un po' video, lo voglio vedere, voglio... difendo la città. Si salta! Facciamo senza musica da soli, con le mani. Ale, ale, ale. Ale. Vado poco, po'. Ale, ale, ale. Festa felice a Cancello, ale, ale. Io ringrazio voi, ringrazio Enzo De Luca, tutta l'organizzazione, la Proloco, saluto anche il mio amico Don Carlo e saluto tutti voi, ma in particolare voglio un applauso. No, è già qua perché c'è di me, poi ti voglio bene, non sai, con cuore. Aida Piccolo! Ci potremmo passare? No, è distanziamento. Io sono vaccinato e ci vedo pure Covid, quindi siamo a posto. Aspetta, a posto per te, a posto. Applausi! Ringraziamo Antonio Manganiello, aspetta che ci facciamo un selfie con tutto il pubblico, ci facciamo un selfie con Antonio Manganiello, mi raccomando, oppure un bel video. Antonio, che possiamo dire su di questa piazza? Un video? Lo facciamo? Ok, perfetto. Allora, piazza Giovanni XXIII, mi raccomando, rispondete a ciò che vi chiediamo, ok? Poi lo passo ad Antonio, lo condividiamo sui social. Antonio Manganiello, piazza Giovanni XXIII, ci troviamo davanti un grandissimo pubblico, cioè